Nell'agendina Luci Rosse veniva registrato tutto: il numero di telefono, il nome, il cognome, persino l'aspetto fisico e le peculiarità caratteriali di ciascun componente della clientela, principalmente composta da italiani. Un vero e proprio prontuario dove venivano annotate anche le preferenze, i gusti sessuali dei clienti, in modo da fornire un servizio sempre migliore a chi poi fosse stato avvantaggiato da queste prestazioni. In molti tra gli aficionados schedati a loro insaputa dalle lucciole cinesi sono stati sentiti non senza un certo imbarazzo dai carabinieri. Continua il via vai dalla casa di appuntamenti clandestina di via Trento a Mogliano Veneto, un postribolo scoperto dai carabinieri gestito da una maîtresse cinese che sfruttava giovani ed avvenenti connazionali, pubblicizzate via internet e sulle riviste, il tutto gestito con estremo scrupolo. Da un lato la maîtresse tentava anche di verificare l'attendibilità dei clienti, dando degli indirizzi inizialmente sbagliati per verificare quindi se fossero realmente sul posto. La maîtresse cinese di via Trento, ai quali i militari dell'Arma sono arrivati dopo un'attività antiprostituzione durata mesi e che ha portato alla chiusura di altri postriboli, è stata arrestata. Una giovane asiatica, costretta ad esercitare la prostituzione nell'appartamento moglianese, è stata liberata così dal giogo dello sfruttamento.